Buonasera Presidente Conte. Dunque non ci sono prove che un supposto ritardo nell'apertura di una zona rossa in Val Seriana nella Bergamasca abbia causato moltissimi morti. Quindi archiviazione piena per lei, ex Presidente del Consiglio, e per il Ministro della Salute Roberto Speranza. Era una sentenza scontata? Beh, non è mai scontato un provvedimento dopo un'inchiesta di 3 anni che ha raccolto tantissimo materiale. E mi conforta il fatto che il Tribunale dei Ministri abbia chiarito che sarebbe stata addirittura irragionevole una decisione diversa in quel momento, in quella situazione, con quella conoscenza molto carente di quelle informazioni. Lo ricordo, non eravamo più di fronte ai focolai iniziali, eravamo di fronte a un virus che ormai galoppava, tant'è che dopo qualche giorno ci fu la decisione di chiudere Lombardia, Emilia-Romagna e altre regioni in modo molto stringente. Però è chiaro che la sentenza mi conforta, perché chiaramente abbiamo avuto, e ancora adesso, il dolore per la nostra comunità nazionale di tante vite umane. La perdita di tante vite umane era qualcosa che pesa sulla nostra coscienza collettiva, e questi passaggi con estrema chiarezza del Tribunale dei Ministri chiaramente ci confortano, e mi confortano il fatto di aver agito con equilibrio, responsabilità, addirittura massima ragionevolezza. Allora, per il momento di politica, lei ha accettato la proposta di Elly Schlein di fare un tavolo, di avviare un tavolo comune delle opposizioni. Ma esiste una linea comune delle opposizioni? Ma guardi, la linea comune non si costruisce a tavolino come frutto di un vertice, di un incontro di vertice. La linea delle opposizioni si costruisce giorno per giorno per quanto riguarda temi, programmi, confrontandosi con quelle che sono le misure del governo. Noi le stiamo criticando perché questo governo ormai non si rende conto, a nostro avviso, della precarietà diffusa che sta diffondendo, del caro vita, caro bollette, della difficoltà delle persone di arrivare addirittura a metà mese. Sono tante fasce di popolazione sottopagate, hanno perso potere d'acquisto, ci sono i mutui, ci sono affitti che non riescono a far fronte. Il 17 giugno ci ritroveremo tutti a Roma per dire no a queste politiche del governo inadeguate e assolutamente che dimostrano una incapacità, ma direi non solo dal punto di vista della confezione tecnica dei provvedimenti, incapacità nel senso di non guardare la realtà sociale, il disagio che si sta diffondendo nel Paese. Allora, lei e la Schlein calpestate per lo stesso terreno, tant'è vero che quando è stata nominata ha cominciato a rosicchiare qualche punto al Movimento 5 Stelle, ma quindi voi siete concorrenti di fatto, togliete i voti l'uno all'altro, quindi come guardi, se fosse concorrenza ragionerei di una sana concorrenza, ma qui il problema non è ovviamente di far concorrenza noi col PD. Il PD avrà tutto il tempo adesso con questa nuova segreteria, diamo anche atto che si è inserita da poco la Elly Schlein, di chiarire il suo percorso su alcuni passaggi per noi nevralgici. Si tratti della guerra, si tratti della transizione ecologica, si tratti di tantissime altre decisioni che per noi sono qualificanti di quello che sarà il programma dell'opposizione, e ovviamente una nuova visione di società alternativa a questa che ci sta prospettando la destra, che è una visione reazionaria più che conservatrice. Allora, guerra, lei è sempre convinto che Zelensky debba rinunciare a prendersi quello che è suo pur di far smettere la guerra? Direttore, io credo che, lo dico con molta umiltà, più il tempo passa e più ci sta dando atto che l'unica strada noi l'abbiamo già intravista da tempo, è quella di un percorso negoziale che poi sfoci ovviamente in una prospettiva di una conferenza internazionale che offra un quadro di sicurezza europea e internazionale per tutti. E mi meraviglio che anche in Italia ci sia molta, diciamo così, distrazione rispetto a quello che può essere anche il ruolo del Vaticano. Adesso c'è il Cardinale Zuppi. Speriamo, lo magari. Stesso Zelensky mi ha molto sorpreso quando è venuto qui in Italia, ha detto che non voleva la mediazione di Papa Bergoglio. Invece io credo che il Vaticano possa ricevere un ruolo importante per indirizzare la soluzione, visto che i nostri governanti dell'area Unione Europea e NATO non sono capaci di far sentire la loro voce in questa direzione. Però Zelensky dà atto che deve difendersi, no? Che fa? Assolutamente, smette però di combattere, dico vabbè, mi arrendo. Ma guardi, noi abbiamo detto da subito che c'è un aggredito e un aggressore. Però il tema è che questa escalation militare cosa ci sta portando? Adesso invaderemo la Russia? Adesso andremo a sconfiggere Putin? Adesso affronteremo tutti i rischi di un conflitto nucleare? Qual è la prospettiva che ci portate? Dove ci state portando? In guerra?
Grazie Presidente, adesso te che te che te. Buonasera, grazie.